io dico solo una roba, che io ho sentito come voi una montagna di esperti parlare e non ditemi di no. Boh, li avete sentiti gli esperti? Avete mai sentito dire che questa emergenza ha bisogno di due robe, mascherine e respiratori meccanici? Ditemi se l'avete sentito uno. E da qui si snoda la questione di oggi: le mascherine e gli agenti della locale di Venezia esentati ad usarle su disposizione del comandante Agostini, con tanto di lettera del 17 scorso, in quanto, si legge, il comando rifiuta di adottare misure precauzionali prive di ogni valenza scientifica e al massimo di valenza consolatoria per chi le mette in essere. La denuncia arriva direttamente dal sindacato anche della stessa locale, nonché da quello regionale. La mascherina va usata sempre. Noi non facciamo allarmismi, vogliamo proteggere i lavoratori e i cittadini che saranno in contatto con i lavoratori. Necessità anche alla luce dei casi di positività al reparto motorizzato e di persone messe in quarantena sempre in seno alla Polizia Municipale di Venezia, come conferma lo stesso comandante. Ci sono, ma li abbiamo dichiarati tranquillamente e su questo informeremo i lavoratori come da prospettiva. E un'altra cosa che dicono è come mai la polizia locale, gli agenti, vanno in giro senza mascherina. Perché le prescrizioni del Ministero della Sanità dicono che si va in giro senza mascherina e la mascherina si mettono in alcune condizioni particolari. Quindi adesso Cioè non è il fai da te queste cose, C'è un comitato scientifico che dà delle indicazioni. E tra sgomento e paura cresce la preoccupazione. Abbiamo fatto delle proposte concrete, distanze di 1 metro negli spogliatoi, l'affollamento non ci deve essere, non vogliamo pattuglie miste, per cui non ci devono essere operatori che hanno fatto un servizio Covid con operatori senza il servizio Covid. Ma le cose potrebbero presto cambiare. Tutti hanno la dotazione che è da mettersi quando serve, quando c'è un contatto ravvicinato con le persone. e quando sono di pattugliamento? Quando sono in pattugliamento, se non hanno un contatto a meno di 1 metro con le persone, non serve. Ok, quando devono andare in macchina e sono tutti e due insieme, cioè i due agenti insieme? Questo lo stiamo valutando col medico se è opportuno o meno.